aperti a liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora imperversa un po' ovunque ovviamente la caricatura di Trump, l'orco col tupè dedito a dare fuoco al mappamondo, fioccano le indiscrezioni ovviamente sul squilibrio mentale di Trump o sul turpiloquio usato in incontri riservati. D'altronde Donald Trump non è certo un esempio di stilnovismo o di bizantinismo diplomatico, nessuno l'ha mai pensato, ma tutto questo è o caricatura o nel migliore dei casi gossip. Se poi volete capire il Trump vero, il Trump in carne e ossa, il Trump votato da oltre 70 milioni di americani e quello che ha in testa, e se quello che ha in testa ci riguarda anche noi come occidentali, diciamo, del vecchio mondo, come europei e italiani, c'è un pezzo, un pezzo riduttivo, c'è un'analisi imperdibile oggi da leggersi, che è quella di Edward Luttwak, pubblicata ovviamente con ampio risalto in prima pagina su Il Giornale e intitolata "Vi spiego le tariffe viste con gli occhi di Donald". Ora Luttwak è uno che, come dire, mastica lievemente quel che accade alla Casa Bianca e dintorni, una vita all'insegna del lavoro proprio nelle officine strategiche, diplomatiche e geoeconomiche americane. E Luttwak ci dice che probabilmente la battaglia di Trump, che certo ha potenziali controindicazioni pratiche impattanti per noi soprattutto, è anche in prospettiva una battaglia che ci riguarda. Vi leggo degli estratti perché è davvero un'analisi da leggersi con calma e rileggersi. Per decenni gli Stati Uniti hanno rappresentato un mercato illimitato per la maggior parte degli esportatori, consentendo a paesi grandi e piccoli di trasferire la loro popolazione rurale da aziende agricole poco produttive a villaggi sovraffollati, in cui si sono moltiplicate industrie a bassa tecnologia. In questa prima fase di apertura unilaterale del mercato, i poveri di tutto il mondo sono diventati meno poveri, mentre la classe operaia americana ha iniziato a perdere il lavoro. E poi ribadisce Luttwak, questo modello, cioè di apertura unilaterale dei mercati verso il mondo e di qualificazione degli Stati Uniti come luogo di importazione di manufatti a basso costo fatti ovunque, dice Luttwak, questo modello ha avuto però un rovescio della medaglia. Negli Stati Uniti gli artigiani e i produttori a bassa tecnologia iniziavano a fallire, mentre i nuovi disoccupati venivano incoraggiati ad abbandonare i duri lavori industriali per nuove splendide posizioni nel settore dei servizi. Si diceva loro di dedicarsi all'analisi di marketing e al commercio con l'estero. Peccato che certe persone di mentalità ristretta abbiano notato che gli operai industriali che guadagnavano $30 l'ora lavorando alle catene di montaggio non diventavano in realtà dei commercianti di valuta estera che guadagnavano $3.000 l'ora. Al contrario, quando le loro fabbriche chiudevano, era molto più probabile che si presentassero come guardie di sicurezza dei centri commerciali, pagati $10 l'ora. Poi c'è stato l'aggravamento ulteriore di questo rapporto sbilanciato tra Stati Uniti e il resto del mondo, e cioè il grande abbaglio anzitutto dell'elite democratica clintoniana, l'ingresso della Cina nel sistema del commercio globale, e cioè lo sdoganamento ufficiale della concorrenza sleale praticata dal gigante cinese, che ovviamente non conosce il diritto del lavoro e i diritti individuali, e che è diventato la grande fabbrica del mondo. Sempre Luttwak. Sono state le importazioni cinesi a far fallire la maggior parte delle fabbriche statunitensi, trascinando con sé la nostra base industriale residua. Aumentando la qualità a ritmi costanti, ampliando costantemente la capacità produttiva, gli industriali cinesi sono stati aiutati anche dai continui acquisti di obbligazioni in dollari. Spingendo artificialmente al rialzo il biglietto verde, questo ha reso ancora più convenienti le importazioni cinesi. Il piano tariffario di Trump è semplice:
ostacolare il libero scambio, tra parentesi, aggiungiamo noi, farlocco con la Cina che pratica la concorrenza sleale, in modo che le imprese industriali e artigianali sopravvissute possano tornare a prosperare, mentre altre aziende vecchie e nuove vengano rilanciate con tecnologia migliore. Qual è il punto sostanzialmente? E Luttwak lo dice subito dopo. Trump è intenzionato a premiare i suoi sostenitori a basso reddito. Non sorprende che gli editorialisti del Wall Street Journal e del Financial Times siano indignati, ma quello è l'obiettivo di Trump. E perché ci riguarda la sua battaglia? Perché facendo un sunto semplicistico, ma a nostro giudizio azzeccato dell'analisi di Luttwak, la battaglia di Trump è la seguente: può l'Occidente rinunciare alla produzione? Può l'America e l'Occidente possono non essere più un luogo della produzione e diventare, come dice lui, un luogo solo di consulenti di marketing, e in un altro punto dice di sociologi o di sessuologi, cioè un luogo dove non si produce più, dove ci sono solo consumatori che acquistano prodotti fatti altrove, per cui le catene produttive sono dislocate altrove e i flussi produttivi sono sempre da fuori verso l'Occidente. Questa è la battaglia storica di Trump e secondo noi ha molte ragioni che ci riguardano, perché rinunciare all'idea stessa della produzione vuol dire anche rinunciare al meglio dell'Occidente, all'idea di Homo Faber, all'idea anche rinascimentale di Homo Faber, all'idea dell'uomo che modifica il già dato, che trova la sua dignità nel lavoro, anche una battaglia che dovrebbe interessare alle sinistre, ammesso esistano ancora. È il meglio della storia occidentale, la rivoluzione industriale, che è stata un fenomeno tutto occidentale, che ha garantito livelli di benessere mai visti prima. Possiamo noi rinunciare a tutto questo in nome dell'idea di sbaraccare completamente la produzione? Cioè l'Occidente deve diventare una grande Rust Belt? Secondo Trump no, secondo noi ha ragione, e la sua battaglia in realtà è nell'interesse di tutti, almeno di tutti quelli che non vogliono finire schiavi del Partito Comunista Cinese. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.